Cari amici, eccoci ancora da Casa Veneto. Sono sempre più carico di gioia, sto incontrando tantissime belle persone che in qualche maniera danno, ognuno di esse, un contributo culturale, turistico a questa meraviglia che si chiama Veneto. Insomma, non possiamo nasconderci dietro queste montagne straordinarie. Abbiamo più volte citato tutto il paesaggio collinare, che da poco è anche patrimonio mondiale dell'umanità, e mi riferisco alle colline del Prosecco nella Marca Trevigiana. Non possiamo non ricordare le lagune. Non possiamo non ricordare il litorale lunghissimo che parte sostanzialmente dal delta del Po per poi arrivare verso il Friuli Venezia Giulia, quindi l'ultimo avamposto veneto è Bibbione. Poi le lagune incredibili che tanto Ernest Hemingway ha amato. Lo ricordo spesso perché questo albergo, in qualche modo, dove siamo ospitati con Casa Veneto, in qualche maniera diffonde quel sapore antico letterario di cui Hemingway è stato grande protagonista e ha raccontato molto bene il Veneto, tanto da definirsi in Di là dal fiume e tra gli alberi, peraltro set che stanno girando in questo momento in Veneto, un film hollywoodiano, una grandissima produzione che racconta proprio le vicende di quel romanzo in cui c'è una storia d'amore, si parla di grande guerra, però c'è la presenza delle lagune di Caorle in quel caso e delle montagne dove siamo ospitati, perché Hemingway spesso si recava in Veneto, tanto da definirsi in questo romanzo un ragazzo del Basso Piave e un fanatico del Veneto. Tutto questo cappellone introduttivo inutile, ma semplicemente per ricordare che non solo noi veneti che ci viviamo abbiamo questa opportunità di vivere la regione, ma che insomma grandi personalità nella storia dell'umanità hanno trovato in questa regione fonte di ispirazione assolutamente straordinaria. E allora Giulia è con noi, benvenuta in Casa Veneto. Grazie mille Daniele Olele. Come vuoi. E una piccola postilla sul film di Hemingway in questo momento è a Treviso, quindi Vedi? sono proprio in questi giorni a fare Il set. i sopralluoghi e preparare il set, sì, quindi sarà una grandissima emozione. Assolutamente sì, perché il fatto di uscire poi su un film hollywoodiano Sì. ci dà la possibilità di raccontare a livello mondiale le nostre bellezze. In qualche maniera, in questo momento, Giulia, tu rappresenti la marca, nel senso che, ti spiego, il nostro contatto è arrivato tramite Elisa, che io peraltro saluto e ringrazio, la quale si occupa di tante attività legate alla marca di Treviso, però insomma tu sei presidente di questa rete di impresa che si chiama Ti aspetto. Cycling the Venice Garden. Okay. Bravissimo. Perché? Bravissimo. Perché il Giardino di Venezia? Perché? Allora, il Giardino di Venezia è come tradizionalmente viene chiamato Treviso dintorni. I veneziani d'estate si spostavano in terraferma per rilassarsi, rinfrescarsi e da lì insomma ci siamo ottenuti gioiosamente il nome. Devo dire che con il cambiare del logo del Veneto ci è reso più che utile quindi l'associazione, perché è diventato una cosa immediata. Faccio un'altra postilla a quanto hai detto prima, che tutto quello che è il Veneto, quindi dalle lagune alle Dolomiti passando per le colline dell'UNESCO, del Prosecco, sono attraversate da ciclabili ed è proprio quello del quale io mi occupo. La nostra rete è nata proprio per questo, è nata ormai sono 5 anni, sembra tanto, in realtà è pochissimo. È nata tra imprenditori del settore sia turistico che anche dei servizi, con lo scopo proprio di creare un gruppo di lavoro al servizio del cicloturista. Siamo nati anche grazie all'aiuto della Regione Veneto, grazie proprio ai vari bandi che sono stati messi a disposizione per la creazione di reti di imprese e club di prodotto, e motivo per il quale insomma lavoriamo a stretto contatto con la regione stessa. La Marca Trevigiana è un territorio che via via sta venendo sempre più scoperto, non soltanto dai trevigiani, che credimi sono molto pigri e quindi prima non sanno cosa hanno fuori dal giardino di casa. Non sanno cosa hanno, e devo dire che il cicloturismo in realtà, ma il ciclismo possiamo dire, quindi la creazione di tutte le ciclovie intorno a Treviso hanno aiutato gli stessi trevigiani a conoscere di più la Treviso Stiglia, quindi se tu il sabato o la domenica ti metti sulla Treviso Stiglia
prendi paura da quanta gente c'è. Non parliamo del girasile che da Treviso va fino a Jesolo e torna indietro. La Monaco-Venezia, essendo un pelino più quella che passa per qua, essendo un pelino più ardua, scoraggia un po' di più, però è una delle principali direttrici che ci porta i tedeschi, i cicloturisti tedeschi. Che amano il nostro Veneto. Assolutamente, lo amano. E sono tra i turisti che noi amiamo tantissimo perché sono fedeli. E una volta che trovano, riconoscenti. Oh mamma mia, una volta che trovano un territorio nel quale si trovano a loro agio, non lo mollano più. Non lo mollano più. E noi poi assieme al gruppo, al board della Monaco Venezia, stiamo muovendoci anche per creare ulteriore influsso di turisti. Quest'anno è andato un po' come è andato. Com'è stato? È stato un anno un po' anomalo, transitorio, perché noi nel 2019 avevamo terminato tutti gli interventi messi a bando. Quindi c'è chi si è proprio organizzato l'hotel come bike hotel, quindi con l'area lavaggio biciclette e deposito biciclette. C'è chi ha terminato la creazione di hub lungo le ciclovie, uno dei quali è presso l'Open Bike ex Pagnosin, del quale ne parleremo dopo. L'ex stabilimento di Pagnosin, sì, e il Bike Me Hub si chiama. E quindi eravamo pronti per lanciarci. Abbiamo fatto tutte le fiere possibili e immaginabili, abbiamo fatto tutti gli tour attraverso con i tour operator e con i blogger possibili e immaginabili, pronti per raccogliere. È arrivato il Covid. E allora per il cicloturismo è stato un problema relativo, perché si poteva praticare. Quello che è mancato è stato il turismo oltremanica e oltreoceano, perché grossissima fetta del turismo della marca trevigiana è il turismo statunitense e il turismo inglese. Non l'avrei mai detto. Davvero, no, sul serio. Un po' perché appunto Treviso è a 30 km da Venezia, quindi lavoriamo con quella parte di bacino anche, e un po' perché insomma in questi anni è stato fatto un super lavoro di promozione, e quindi bisogna dare atto che insomma, stavamo raccogliendo i frutti. Assolutamente. A tal proposito, infatti, Giulia, abbiamo questo contributo donatomi proprio da Elisa, che risaluto un'altra volta, non legato necessariamente al cicloturismo, però che ci mostra un po' questa gaudente marca trevigiana. A voi, regia. Qualche immagine giusto per creare un po' di appetito, è come bere un aperitivo prima di mangiare il piatto della domenica. Per conoscere queste bellezze non basta un video, bisogna proprio andarci di persona a visitarle, investire un po' del proprio tempo per scoprire una marca gaudente, come viene definita, gioiosa e bellissima. E anche in questo territorio Cycling in the Venice Garden organizza molte attività, un po' abbiamo raccontato prima, ma ci sono dei progetti proiettati verso il futuro, la visione. Giulia, la visione. Allora,
Ci sarà un evento che si terrà a Treviso, all'Ex Pagnosin, davanti all'aeroporto, che si chiamerà Open Bike Fest, dedicato all'industria veneta del comparto della bicicletta e che sarà la direttrice finale di 5 microgruppi che si occuperanno di promuovere 5 percorsi diversi che partono anche da Monaco, Lubiana, Santa Maria di Leuca, Milano e il quinto, non mi ricordo, comunque il quinto, verso cioè il quinto, ovest. verso ovest. Arriveranno lì e troveranno ad attenderli insomma, il meglio dell'industria della bicicletta veneta e anche dell'artigianato, lezioni, speech sul mondo della bicicletta, tutto a 360, quindi dalla parte della salute alla parte proprio della tecnica e altre cose che insomma non sto qua a svelare. E abbiamo un ultimo progetto proprio nato da un paio di settimane che riguarda il gravel. Il gravel è la bicicletta che Quella cicciona, non proprio, con le no. ruote gonfie, No, non proprio. La gravel è un telaio molto leggero sul quale ci si possono agganciare più ruote possibili. Ok. Quindi con la stessa bici uno può fare strada come fare sterrato. Non mountain bike, però insomma, per dirla al spiccio. E sono state, insomma, uno dei nostri nuovi ingressi ha studiato i percorsi delle strade bianche intorno alla Marca Trevigiana. Sono circa 700 km di strade bianche. Voglio. Esatto. E i prossimi step saranno ingrandire la rete. Perché vogliamo portare dentro quanti più operatori possibili, perché per noi il turismo è green ovviamente e deve essere formato, quindi porteremo questi operatori turistici che siano alberghi piuttosto che service, sulle biciclette a farsi i giri delle strade bianche E capire il patrimonio. capire il patrimonio e il territorio. E come si fa ad aderire a questa iniziativa di impresa, a questa rete? C'è un modo, c'è un Allora, contatto? noi abbiamo un sito che è insomma bello completo ed è Cycling in the Venice Con la Garden, Y, con la con la Y. Y, sì, cyclinginthenvenecegarden.it, e c'è la voce adesione. Ci sono dei vari pacchetti con all'interno varie insomma, soluzioni, dall'inserimento nel sito alla formazione in sede, alla partecipazione dei Duc Tour, insomma siamo pronti ad aiutare anche il territorio, insomma, siamo nati anche per quello. Ricordiamo il sito ancora bene, così uno... cyclinginthenvenicegarden.it. Perfetto, lì trovate ogni informazione utile, molto di più di quello che in questi minuti a Casa Veneto abbiamo raccontato. Adesso io e Giulia usciremo da Casa Veneto, quindi espatriamo per qualche minuto. C'è ancora Matteo di Lattebuschi che ci aspetta, perché ci siederemo su un tavolino di Corso Italia, mangeremo un panino col pastin bellunese buono. e guarderemo gli altri che corrono in bicicletta. Perfetto. Grazie Giulia, grazie mille e complimenti Grazie a per voi. tutto. Grazie mille. A Ciao presto, tutti. Casa Veneto vi saluta, ciao!